Credo che intanto per gli utenti sia importante che la Regione Veneto investa in banda larga, investa nel portare il modello informatico vicino ai cittadini, in qualche modo renda accessibile il servizio. Questo credo sia la prima cosa che ci compete e abbiamo investito 50 milioni di euro e abbiamo cantieri aperti per circa 400-500 cantieri in Veneto e credo che questo sia importante. Ma credo che dare un servizio aperto ai cittadini, dare un servizio fruibile, fare in modo che io possa mettere in rete delle informazioni e che il cittadino attraverso questa mia banca dati possa accedere a queste informazioni gratuitamente, in maniera ampia. Credo sia un modo perché chiunque possa in qualche modo, sì, prendere delle idee, trasformare le idee e creare economia. Credo che ormai il digitale sia lo strumento per garantire sviluppo economico. La Regione Veneto in questo senso ritiene che questa sia una priorità. Il tema non è solo mettere risorse, è fare in modo che le idee, le persone, chi ha ingegno ci dia delle, come dicevo prima, delle idee e noi in qualche modo rendere queste idee fruibili. Credo che oggi cominciamo un percorso importante, un percorso che comincia ma non finirà mai, un percorso che ha comunque un gruppo di lavoro che controlla il tema della privacy, è indubbio, quindi nella riservatezza, nella garanzia, senza creare confusione e disagio, noi vogliamo creare un qualcosa che sia semplice, utile, accessibile, ovviamente garantendo la privacy, ma questo non è un problema, abbiamo un gruppo di lavoro di grande qualità, un gruppo di lavoro di grande serietà e visto che puntiamo da sempre alla semplificazione del cittadino, ecco, credo che quello che oggi noi facciamo è esattamente questo. L'Italia è un paese che è un po' in ritardo rispetto ad altri. È difficile un gap come questo recuperarlo in qualche minuto, noi dobbiamo comunque lavorare per recuperare il gap. Alla Regione non compete portare il servizio dentro la casa, compete far sì che i cittadini veneti possano avere fuori casa loro la possibilità di accedere al servizio. Compete alle grandi compagnie fare, si dice, lo stacco finale, a noi portare anche i cittadini disagiati, anche nei posti difficili, la possibilità di servizio. Dai dati nostri, questo nostro investimento di 50 milioni di euro che stiamo realizzando porterà potenzialmente servizio al 98% dei veneti. Allora credo che sia una cosa importante, porterà un servizio a 2 mega, abbiamo l'ambizione di portare già a 20 mega, quindi è un lavoro in progress, importante, ma non dico neanche lento, perché noi in un anno e mezzo avremmo già dato conto di questo lavoro. Non facciamo niente di quello che facciamo finalizzato a noi stessi. Tutto ciò che facciamo è in qualche modo finalizzato all'economia, alla crescita, a far sì che tutto produca lavoro, ma lavoro vero, non lavoro di carta, non lavoro finto, non lavoro per legge, lavoro perché idee come queste, camminare come vuole il mondo, camminare seguendo il mondo che sta evolvendo, sono l'unico modo per creare opportunità. Il prodotto interno lordo è riconosciuto ormai da tutti, cresce tanto quanto cresce l'innovazione e l'informatica attorno ai sistemi moderni. Ecco, noi ci siamo.